Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Omicidio di Paolo Taormina a Palermo, interrogatori e perquisizioni alla ricerca di chi ha aiutato a fuggire Gaetano Maranzano dopo aver sparato al giovane. Indagati 2 ragazzi e lo Zen. Dentro la drug room le nostre telecamere documentano il blitz all'interno di una stanza del crack nel quartiere San Cristoforo di Catania, bloccati una quindicina di consumatori. Anche Catania chiede più sicurezza e controllo del territorio. Dopo l'incontro con il ministro Piantedosi, il sindaco trantino annuncia l'arrivo di forze di polizia e dell'esercito. Chiude per lavori alla rete fognaria la scuola Rita Atria a Catania, gli alunni costretti per un mese a seguire da casa le lezioni. A Catania avviati i lavori per la costruzione della nuova scuola in via Villa Gloria a Picanello. Sarà una struttura moderna e sostenibile. Extracomunitari pagati per gettare immondizia nelle strade di Catania, un fenomeno in crescita che indigna. I sacchi della spazzatura spesso provengono da B&B e case vacanza. Calcio, domenica al Massimino il Catania sfida la Salernitana, occhi puntati sul possibile recupero di Cicerelli, mentre l'infortunio di Raimo è piuttosto serio. Il Palermo scalda i motori in vista del big match di domenica al Barbera contro il Modena. Operazione sorpasso per i rosanero che ritrovano Ranocchia. Bentrovati, in apertura l'omicidio di Paolo Taormina. 2 persone sono interrogate dai carabinieri, avrebbero aiutato Maranzano nella fuga, risulterebbero indagate, effettuate perquisizioni allo Zen. Intanto continuano le manifestazioni di indignazione per quanto accaduto sabato notte in via Spinuzza. Marco Gullà. Perquisizioni e interrogatori, proseguono le indagini per risalire chi ha aiutato a fuggire Gaetano Maranzano, il 28enne dello Zen che sabato notte ha ucciso il 21enne Paolo Taormina in piazza Spinuzza a Palermo. I carabinieri stanno sentendo diversi giovani dello Zen. Maranzano è arrivato in via Spinuzza con 3 amici, alcuni avrebbero partecipato alla rissa che ha preceduto l'omicidio. Uno in particolare ha schiaffeggiato uno dei clienti che è scappato nascondendosi dietro le macchine parcheggiate nella stradina di fronte al Teatro Massimo. A casa di uno degli amici dell'assassino i carabinieri hanno anche trovato le collane che Maranzano indossava al pub. Ci sarebbero 2 indagati che quindi avrebbero supportato poi Maranzano nella sua fuga verso lo Zen. Intanto continuano le manifestazioni di indignazione per quanto accaduto, a sfilare anche tantissimi studenti da Piazza Verdi fino a Palazzo Comitini. Io per adesso non esco, appunto, non so per quanto non uscirò perché è normale che ho paura. Non avevi paura di incontrarti con qualcuno e comunque litigarti, mentre adesso se incontri qualcuno già basta soltanto uno sguardo, devi avere paura. Infatti noi adesso ci spaventiamo anche soltanto a parlare con qualcuno. In questi giorni questo forte senso di smarrimento e di paura ci ha posto, è passata penso nella mente di tutti la domanda se fosse toccato a me, se domani toccasse anche a me, proprio per le circostanze in cui è avvenuta. Domani nella chiesa dello Zen, come annunciato dall'arcivescovo Corrado Lorefice, si terrà un momento di preghiera assieme a cittadini, associazioni e residenti proprio del quartiere. Una movida alternativa, come l'ha definita proprio l'arcivescovo. Adesso vi proponiamo un eccezionale documento. Con le nostre telecamere siamo entrati in una drug room, una stanza della droga nel rione San Cristoforo di Catania. All'interno c'erano una quindicina di consumatori di crack, la droga che invade le città siciliane. Luca Ciliberti. Adesso dove stiamo andando? Adesso stiamo andando in una piazza di spaccio in via Murifabbro dove i nostri operatori della Polizia di Stato hanno identificato già all'interno più soggetti che erano dediti all'uso. Noi queste tipologie di attività le facciamo praticamente ogni giorno. Purtroppo in queste piazze di spaccio si offre la possibilità agli assuntori di avere una stanza che viene chiamata proprio drug room, dove loro hanno la possibilità di consumare la sostanza stupefacente. Com'è? Sono entrati già? Sono dentro, ma c'è un po' di gente. Tutti assuntori. Ne avete dato qualcosa? No. E qua tutte le porte sono tutte porte blindate. Primo portoncino blindato, secondo portoncino blindato. Se noi proviamo a entrare, loro hanno i secchi con l'acqua, vedi, pronta? Sì. E lo scarico già diretto. Con lo scarico diretto dei secchi, appena tipo noi proviamo a entrare con le porte blindate, loro spaccano immediatamente, prendono la droga, la buttano là dentro, secchio.
Che cosa? No. Sì, per questo motivo, giusto? Ci vede quotidianamente. Faccio vedere le carte, mi roba di 5 euro, non di più. Dopo averli identificati tutti, ci sono dei soggetti che sono destinatari di alcuni provvedimenti, quindi li porteremo in ufficio per notifiche e per eventualmente ovviamente verificare se ci sono delle pendenze a carico penali, anche delle misure cautelari nei loro confronti. E in altri casi invece questi soggetti verranno poi allontanati ma denunciati, perché questa è una casa di spaccio, che è una piazza di spaccio che era stata già chiusa e l'hanno nuovamente occupato e nuovamente rimesso tutti i sistemi di protezione che hanno proprio per evitare i controlli della Polizia di Stato, e loro portano delle porte blindate proprio per cercare di evitare i nostri controlli. Anche Catania chiede più sicurezza e controllo del territorio. Il sindaco Enzo Trantino ha incontrato il ministro dell'Interno Piantedosi. Sentiamo Giusy Lazzaro. L'opportunità, come più volte sollecitato, di avere maggiori uomini non solo nell'ambito della Polizia di Stato, ma anche della Polizia locale. È vero che ne abbiamo assunti 180, ne stiamo assumendo altre 22. L'omicidio nel parcheggio di Corso Sicilia e la morte del pasticcere Santorea a Ognina hanno scosso la città e fatto crescere la sensazione di insicurezza fra i residenti. Queste e le altre criticità che il sindaco Trantino ha esposto al ministro Piantedosi nell'incontro al Viminale, sollecitando più presenza delle forze dell'ordine sul territorio. E un'altra nota dolente, costituita dalla movida violenta nel centro storico con continue risse notturne più volte denunciate dai residenti esasperati, e la piaga dei parcheggiatori abusivi. Abbiamo chiesto anche, ove possibile, alcune unità di militari dell'esercito italiano, ma soprattutto la possibilità di contrastare efficacemente il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, nonché della presenza di moto all'interno del centro storico durante le ore della movida nei fine settimana. Il rafforzamento delle forze dell'ordine, dei militari, dell'esercito necessita anche di interventi straordinari di prevenzione per tutelare la sicurezza dei cittadini. Un barcone con una trentina di migranti a bordo si è capovolto in area SAR maltese. Dalla notte scorsa è in corso un'operazione di ricerca e soccorso coordinate alle autorità di Malta dopo l'avvistamento a circa 50 miglia a sud-est di Lampedusa. Sono stati finora recuperati 11 naufraghi e il corpo di un migrante morto. Ci sarebbero una ventina di dispersi. Alle ricerche stanno partecipando anche motovedette provenienti da Lampedusa. Sit-in oggi pomeriggio davanti alla sede RAI di Palermo per esprimere solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci. Ad organizzarlo è stato il PD siciliano. Manlio Viola. Sit-in di solidarietà a Sigfrido Ranucci, il popolare giornalista e conduttore della trasmissione RAI Report, al quale sono state fatte esplodere l'auto sia sua che della figlia sotto casa. Ad organizzare la manifestazione davanti alla sede RAI di Viale Strasburgo a Palermo è stato il Partito Democratico Siciliano. Piena solidarietà, vicinanza non solo mia personale ma dell'intera delegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo, così come oggi abbiamo espresso con un comunicato stampa a Sigfrido Ranucci per il lavoro che fa, alla sua famiglia per il vile atto intimidatorio subito. Quello che è successo lo riteniamo gravissimo ed è quindi la massima attenzione, esprimere non soltanto vicinanza e solidarietà, ma anche il dovere di sentirci tutti responsabili a fare una cortina di protezione perché questo non avvenga più. Giornalisti come lui sono preziosissimi simboli della libertà di stampa e baluardi della libera informazione che vanno tutelati a tutti i costi e non vanno mai lasciati soli, dice il coordinatore del Movimento 5 Stelle in Sicilia, nonché vicepresidente dell'Ars Nuccio Di Paola. Si tratta di un gesto gravissimo e intollerabile che rappresenta un attacco alla libertà di stampa e ai valori democratici del nostro paese, aggiunge il presidente della regione Renato Schifani in un messaggio pubblico diffuso anch'esso nel pomeriggio. A Catania chiude il plesso della scuola Rita Atria nel quartiere degli Angeli Custodi. I lavori nella rete fognaria costringeranno gli alunni a seguire le lezioni a distanza a partire da lunedì. Giusy Lazzaro.
siamo in 8ª giornata con la quale i bambini sono tenuti forzati a casa per via dello stesso problema che si è ripetuto tempo fa della fogna nella nostra scuola di Atria. Questa mamma, come altri genitori dell'istituto comprensivo Rita Atria nel quartiere degli Angeli Custodi a Catania, stamattina ha ritirato i libri di testo per far studiare i figli che da lunedì seguiranno le lezioni da casa. Partirà infatti la didattica a distanza che toglie tanto, dicono i docenti, ma permetterà di continuare a seguire le lezioni. La rete fognaria dell'istituto è andata in tilt e la situazione è precipitata 2 giorni fa. Abbiamo dovuto fare tutto molto velocemente perché la situazione è precipitata, ci siamo resi conto che la situazione è precipitata a metà della settimana scorsa. Per cui bloccarci come? Sì, io avrei potuto pensare a degli spazi vicini, in realtà non ci sono questi spazi, qualora ci fossero stati avremmo dovuto arredarli, quindi fornirli di banchi e sedie nel breve, cioè noi abbiamo pensato ad un intervento immediato per risolvere, diciamo, la situazione. Nulla osta, perché intanto garantiamo che da lunedì comincia la DAD, nulla osta che in questi giorni cercheremo di renderci conto se c'è una soluzione alternativa per questo periodo. Adesso ci vorrà almeno un mese per far rientrare in aula gli alunni. Restiamo a Catania, avviati i lavori per la costruzione della nuova scuola in via Villa Glori nel quartiere di Picanello. Sarà una struttura moderna e sostenibile. Sentiamo Orazio Longo. Una struttura in acciaio moderna con pannelli prefabbricati dotata di impianti fotovoltaici per garantire il risparmio energetico e la sostenibilità. Sono i criteri per la costruzione del nuovo edificio scolastico che nascerà dalle macerie dell'ex Capponi Recupero di via Villa Glori nel quartiere di Picanello a Catania. Il sindaco Trantino e l'assessore ai lavori pubblici Parisi hanno effettuato un sopralluogo per l'avvio dei lavori con le ruspe in azione nell'area ormai abbandonata da anni. Nelle intenzioni dell'amministrazione il nuovo complesso sarà una scuola pensata come spazio educativo e sociale aperto anche nel pomeriggio per favorire attività extracurriculari e un'offerta formativa inclusiva. Ospiterà una scuola secondaria di primo grado per 324 alunni, una palestra coperta e spazi destinati a servizi per la comunità. L'investimento complessivo ammonta a 6,5 milioni di euro, di cui 5 provenienti da fondi ministeriali per la rigenerazione urbana e 1,5 dal piano operativo complementare. Il completamento dei lavori è previsto entro un anno. Questa sarà non solo una scuola ma un punto di riferimento per i residenti, dando anche un segnale tangibile per combattere la dispersione scolastica, ha detto il sindaco Trantino, simbolo della rinascita di Picanello, ha concluso l'assessore Parisi. Rifiuti abbandonati in strada a Catania e lo fanno degli extracomunitari che vengono pagati per fare questo. Tonino De Mana. In bici o a piedi, a passo svelto o lentamente. Ormai la spazzatura si getta in ogni modo, a qualsiasi ora ed in qualsiasi angolo, e poco importa se in centro o in periferia. Così una discarica tira l'altra, sotto lo sguardo dei turisti che ridono, fotografano e commentano. Catania è bellissima, ma sporca, decadente e un po' spaventosa. Noi mettiamo anima, cuore e passione per poter far stare bene i nostri turisti. Discorso che poi nelle recensioni leggiamo la posizione 10, la casa 10, la casa pulita, ma fuori la città è in decoro indecente. Sono le recensioni che certificano un'intollerabile situazione di degrado che mortifica gli sforzi dell'amministrazione comunale, degli operatori turistici e di quanti hanno a cuore le sorti della città etnea. Ogni angolo c'è spazzatura abbandonata, loro fanno fotografie, loro fanno le risate. Per noi questo qua è veramente pesante vedere ogni giorno questa situazione. Prendendo le foto e portarle in tutto il mondo sarà un'immagine brutta. La nuova moda è questa, così oltre a lavare vetri ai semafori o a vendere fazzoletti, alcuni extracomunitari hanno allargato l'offerta, ovvero racimolare qualche euro gettando la spazzatura prelevata a domicilio dal residente di turno, nella fattispecie in via Naumachia. Si sono creati queste attività dove bussano alle porte, chiedono 1 euro, 2 euro per tirare la spazzatura e andarla a buttare in questi angoli. Dulcis in fundo vi proponiamo l'isola ecologica totalmente abusiva di via Salvatore di Giacomo. Qui nessuno vede niente, naturalmente, ad eccezione dei turisti. Breve pausa, a tra poco.
Li abbiamo visti a Tusicheval, dove hanno riscosso un grande successo. Parliamo dell'associazione teatrale Guardastelle. Siamo andati a trovarli ad Acireale. I loro spettacoli lanciano messaggi potenti che parlano di amicizia e solidarietà. Sentiamo Desiree Ferlito. La Bottega dei Bottoni è una bottega magica dove si regalano e si inventano bottoni di tutti i tipi, piccoli, grandi, di plastica, a forma di fiore e a forma di cuore, tutti legati da un filo rosso che è il filo dell'amore. Tanti bottoni diversi, ognuno con una forma, un colore, una grandezza, ognuno unico, come i ragazzi del laboratorio teatrale Guardastelle, reduci dal grande successo di Tusichevales, dove tutti erano in piedi per loro. È stato davvero emozionante. Alla fine dell'esibizione non sono riuscita a trattenere le lacrime perché il pubblico dava un'energia assurda. Siamo andati a trovarli ad Acireale, dove l'arte dei Guardastelle prende vita, dove non esistono diversità. Ci hanno raccontato del grande affetto ricevuto dal pubblico di tutta Italia. Dai messaggi, da telefonate, semplicemente da signore che chiamano per dire grazie per quello che avete portato e vi vogliamo bene. Perché era il nostro sogno da tantissimi anni e quindi l'abbiamo realizzato. Un sacco di felicità e stavo per piangere. Sogno abbracciare a Maria dei Filippi. Nel corso degli anni i Guardastelle hanno messo in scena numerosi spettacoli, ognuno con un messaggio unico e potente, coinvolgendo il pubblico in storie che ispirano riflessioni, mischiando l'amore per il teatro con valori fondamentali come l'amicizia e la solidarietà, regalando ogni volta un'emozione. Quando siete usciti dal palco, la prima cosa che vi siete detti fra di voi, qual è stata? Wow! Wow! Adesso una breve pausa e poi la pagina dedicata al calcio. Eccoci al calcio. Domenica al Massimino il Catania incontra la Salernitana. Chiuso il settore ospiti, sul fronte squadra occhi puntati su Cicerelli, mentre l'infortunio di Raimo è piuttosto serio. Francesco Triolo. È un'attesa che cresce ora dopo ora, quella che precede la sfida di domenica al Massimino contro la capolista Salernitana. Il Catania cerca un successo che avvicini la testa della classifica e che dia anche un messaggio al campionato, ovvero che la corsa non è solo Salernitana e Benevento, ma c'è un terzo incomodo che in questo momento e più stanno poco considerando probabilmente. Toscano sta lavorando con la squadra a diverse soluzioni, domani parlerà per presentare il big match, ma oggi è una giornata importante per capire quali sono le condizioni di Cicerelli e se potrà dare il suo contributo già da domenica. Probabile che possa partire inizialmente dalla panchina ed essere impiegato se dovesse essere necessario, senza però affrettare i tempi sul suo recupero. Le alternative ci sono, la prima potrebbe essere d'ausilio, per il resto oltre ai dubbi sulla tre quarti dovrebbe essere la stessa formazione che ha vinta Giuliano, con il solito ballottaggio in mezzo fra Quaini e Corbari. Aloi ha lavorato bene in settimana e potrebbe essere già un'alternativa importante. La brutta notizia invece riguarda l'infortunio di Alessandro Raimo, una distorsione al ginocchio che costringerà l'esterno a rimanere fermo per qualche settimana. Salterà sicuramente le sfide contro Salernitana, Benevento e Casertana, ma poi saranno i controlli successivi a far capire quale sarà la situazione. Intanto il prefetto di Catania ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi limitatamente ai residenti nella regione Campania per tutti i settori dell'impianto sportivo e la chiusura del settore ospiti. La società sta lavorando affinché proprio il settore ospiti possa essere aperto, destinandolo ad una iniziativa con i bambini. Il Palermo scalda i motori in vista del match di domenica al Barbera contro il Modena. Operazione sorpasso per i rosanero che ritrovano Ranocchia. Marco Gullà. Un Renzo Barbera da record, un vero e proprio baluardo non solo per le prestazioni settimanali del Palermo, ma anche per la costante partecipazione del pubblico rosanero. E sarà così anche domenica in occasione del match tra i siciliani e il Modena. Una vittoria potrebbe permettere al Palermo di sorpassare proprio gli emiliani e riprendersi lo scettro della prima in classifica. Pippo Inzaghi ha approfittato della sosta in campionato per recuperare energie atletiche e mentali. Sa bene che quello di domenica rappresenta un crocevia importante
importante per la sua compagine. Recuperato Ranocchia, sarà convocato anche se non dovrebbe partire dal primo minuto. A centrocampo le bacchette dell'orchestra dovrebbero andare a Segre e Gomez. Dubbi sulla tre quarti. Leduarone e Palumbo al momento sembrano i favoriti per supportare Poyampalo, ma Brunoni reclama una maglia da titolare. In difesa mancherà Bani, al suo posto Peda con Pierozzi e Ceccaroni. Il Modena al momento è uno dei clienti più ostici del campionato. In avanti si affiderà all'ex De Mariano che farà da spalla a Gliozzi. Inizia un mini tour de force per i rosanero, che poi avranno la sfida a Catanzaro e l'infrasettimanale in casa contro il Monza. Esami di maturità per la formazione di Inzaghi. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona serata.